Na palavra Guarani, quando nós falamos ou ensinamos o adolescente ou a criança que nós todos somos um pequeno pecador. Le parole dei Guarani, quando insegnano agli adolescenti o ai bambini, dicono loro che anche loro, insomma, che noi siamo dei piccoli peccatori. Tudo é sempre um ser humano, porque a maioria eles falam, né? É sempre um ser humano, a gente erra di qualche jeito. Perché c'è questa modalità, no, di dire sì, siamo esseri umani, ed è vero, siamo tutti esseri umani e anche piccoli peccatori. Por isso que tem uma palavra que no Guarani que fala que é tecoati, né? Que é pequenos pecadores. E eu falo para mim mesmo. C'è questa parola in Guarani che ho appena pronunciato e ne ho perso il pezzo, che sta a significare io stesso sono un piccolo peccatore. Que nós somos só filho desse Criador. Perché tutti noi siamo solo dei figli di questo creatore. E às vezes a gente se acha o sabedão, né? E a volte le persone si credono di essere chissà chi, di migliori, no? Mas a gente não sabe nada ainda. E invece le persone non sanno nulla, non sappiamo nulla. Por isso que eu falo que estamos aqui aprendiz, todos nós. Per questo lui dice sempre che tutti noi siamo qui come apprendisti. Eu não sou melhor do que vocês, somos todos iguais. Non sono migliore di voi, siamo tutti uguali. Muda um pouquinho do pensamento, do caminho de cada um. È solo che cambia un poco il pensiero lungo il cammino di ciascuno. Porque nós que estamos aqui, a maioria desse ser humano que existe nesse planeta, siamo di varie estrelas. Perché la maggioranza degli esseri umani che vivono in questo pianeta in realtà provengono da varie costellazioni, da varie stelle. Por isso que nós, a gente não pensa iguais. Ed è per questo che non abbiamo gli stessi pensieri, la stessa modalità di pensiero o di vita, siamo tutti diversi. Às vezes eu vi de uma estrela que é mais esplosivo, bravinho. A volte magari dice io arrivo da una stella che è molto esplosiva, un po' così arrabbiatina, no? Agitata. E às vezes algumas pessoas bem tranquilo, com calma. Invece magari altre persone provengono da altre stelle molto più tranquille, calme.
pazienza, né? Pazienza. Pazienti. Io lascio che venga a destra e là, bravina. Anche l'esplosivo, lo lascio. Que, às vezes a gente vê que tem algumas pessoas que é mais aceleradinho, né? Tem mais um passo bem devagar. A volte incontriamo persone, ci accorgiamo di incrociare persone che vanno veloci, tutto di corsa, tutto affrettato, e altre che invece piano piano, molto lentamente. O quê? O cacique aqui diz que veio da Estrela Cadente. Que veio... Ah, você? A Mayra vem do... Como é que é a Estrela Cadente? Que é muito rápido. Mayra dice che lei pensa di venire da una stella Cacique Ronaldo ha detto che secondo lui Mayra arriva da una stella cadente che è molto rapida. Quer fazer tudo rapidinho e non consegue. Perché di solito fa tutto rapidamente senza fermarsi. Sei que às vezes é parar pensar um pouquinho e a gente vai caminhando devagar para poder analisar e pensar bem. Invece sarebbe buono che le persone, per poter riflettere, andassero a una velocità un po' più lenta, camminando molto nella vita con più calma, per poter riflettere, pensare con calma. O único remédio pra gente è calma. L'unico rimedio per le persone è calma, più calma, pazienza. É igual tartaruga. Come una tartaruga. A gente quer chegar num objetivo, a tartaruga demora para chegar. A volte vogliamo raggiungere un obiettivo e la tartaruga ci insegna che ci vuole un tempo, ci vuole molto tempo per arrivare lì. Ele sabe que ele vai chegar, demora, mas vai chegar. La tartaruga sa che ci vorrà molto tempo, ma arriverà dove deve arrivare. Que ele sabe que se ele vai correr, ele vai cair. Perché la tartaruga sa che se dovesse correre cadrebbe. Depois ela vira e tem casco e não consegue voltar. E quindi una tartaruga, se poi cade, si gira, ha il carapace che insomma le impedirebbe di tornare nella posizione corretta di andamento. Nós temos um Guarani que é meu cunhado, que mora na minha aldeia, que é um tartaruga. Lei dice che ha un cognato, suo cognato, che vive nell'aldea e che è una tartaruga. As coisas acontecem com ele com toda a calma, assim, não, a gente vai fazer. Qualsiasi cosa accada con lui dice sì, no, con calma, sistemiamo tutto, faremo tutto con calma. É tão paciência que às vezes até dá nervoso, vai fazer rápido. Talmente paziente questo suo cognato che alle volte fa venire il nervoso, proprio perché invece gli altri vorrebbero
vorrebbero realizzare tutto subito. E na aldeia também a gente não tem tempo. E nell'aldea le persone non hanno un tempo. A gente não usa muito horário. Le persone non usano molto l'orario, l'orologio. Aí quando o sol nasce é o dia. Spostare la ciotola e metterla. Poi che spiegavo un poco ci strai dopo favore pode ripetere, ok? Você... Quando nasce o sol é o dia, né? O tempo do Guarani. É pelo sol. Ecco, il tempo del Guarani è legato al sole. Quando il sole sorge, ok, è arrivato un nuovo giorno. Uma vez aconteceu mesmo com esse meu cunhado. Aí tinha um rapaz, casal que mora na aldeia, mas só que não é Guarani. E cada final de semana tem um serviço para fazer, né? Tipo sábado assim, comunitário. O cognato? Sì. C'è questo suo cognato che vive nell'Aldeia che è un responsabile della comunità e ogni fine settimana Tem um trabalho a fazer comunidade, né? c'è un lavoro comunitario da fare in Aldeia. E esse rapaz que mora na aldeia, que não é Guarani, e não sabia muito o tempo Guarani. E questo altro ragazzo che vive nella stessa loro aldeia, ma non è un Guarani, non conosceva questa modalità di orari, del tempo lungo che non esiste. E chegou um momento que convidou toda a comunidade e convidou ele também. E marcou um tempo, né? Amanhã vai ter um trabalho de manhã. E a un certo momento questa persona non Guarani invitò tutti ad una riunione. Il suo cognato ha detto che domani... Ok. Il cognato ha invitato tutte le persone dell'aldeia dicendo domani, questa riunione, domani ci sarà un determinato tipo di lavoro al mattino. E ele falou para todo mundo, disse, amanhã cedo. E disse per tutti domani mattina presto. Aí esse rapaz, porque horário diferente, né, com o relógio, o rapaz acordou bem cedo, 6 horas, e estava lá no trabalho. E quindi quest'altro ragazzo che viveva con il tempo marcato dell'orologio si alzò molto presto, collegandosi all'orologio alle 6 del mattino. E ficou esperando esse meu cunhado chegar. E quindi rimase lì ad aspettare che arrivasse il cognato. E esse rapaz já ficou angustiado, nervoso, che ninguém chegava nesse orario. E questo ragazzo ha cominciato insomma a essere un po' a innervosirsi, un po' ad arrabbiarsi perché non arrivava nessuno a quell'orario, quello che era secondo lui l'orario. Aí esperou, aí chegou ele, mas só que chegou 10 horas da manhã. Quindi lui aspettò, a un certo punto è arrivato il cognato, solo che il cognato è arrivato alle 10 del mattino. Ele chegou assim, pô, fiquei esperando muito tempo.
E quindi questo non Guarani con l'orologio indicò che è arrabbiato, ma ho aspettato un sacco di tempo. Aí ele chegou com tranquilidade, assim, pois é, mas é cedo ainda. E il Guarani è arrivato invece tranquillo dicendo ma è presto, le 10 del mattino non so, è presto per me. Aí chegou depois, veio um outro Guarani, foi chegando de pouco a pouco, até chegar 11 horas mais ou menos. E un po' alla volta iniziarono ad arrivare anche altri dell'Aldeia, lentamente. E quindi arrivarono le 11 del mattino. Aí esse rapaz ficou nervoso, meu Deus, vocês não usam o relógio? E questo ragazzo disse, ma come? Innervosito, ma voi non usate l'orologio? Aí esse meu cunhado falou assim, bom, se quiser ir embora, pode ir. Nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar agora. E tranquillamente il cognato di Carai Guarani disse al ragazzo, beh, se vuoi andartene e non vuoi restare qua, va bene, per noi il lavoro inizia adesso. E esse rapaz disse, não, eu vou ligar pro cacique. E questo ragazzo invece disse, no, io adesso vado a telefonare al cacique. E ligou pro cacique. E telefonò al cacique. Assim, pô, essas pessoas não vieram cedo e o trabalho, como é que vai ficar? Disse, ma com'è possibile queste persone non sono arrivate presto al mattino e com'è che può andare questo lavoro? Simplesmente o cacique fala assim, não, esse horário Guarani E il cacique é bem cedo. con tanta semplicità rispose, questo è l'orario Guarani, questo è per loro molto presto. Aí ele ficou muito parado, meu Deus, eu chego cedo, bem cedo, para poder estar aqui esperando vocês até chegar 11 horas, 10 horas. E quindi questo non Guarani continuava a dire, ma com'è possibile, io arrivo presto e vi aspetto tutte queste ore, arrivate alle 10, alle 11 del mattino, io sono qua dalle 6 del mattino. Aí ele pegou assim, nah, agora chega, eu vou embora para casa. Aí esse meu cunhado assim, não pode ir. Vai tomar café. Demorou muito tempo. E quindi questo è quanto, no? La differenza tra l'essere legati a un orario di orologio piuttosto che un orario collegato alla natura e alla lentezza. Por isso que na aldeia é bem diferente o tempo, o momento de fazer, porque às vezes alguns Guarani sonham muito mal com ele mesmo e pode acontecer, e o Guarani acredita muito no sonho. E quindi il popolo Guarani è collegato alla questione del tempo in un altro modo diverso proprio da quello nostro, ad esempio. E loro sognano molto e danno molto, molto credito a quello che sognano, ai sogni che fanno. Então, por isso que às vezes tem algumas famílias, algumas pessoas, quando sonham alguma coisa ruim, eles já falam assim, hoje não vou trabalhar, não vou fazer algo. Per questo può accadere in alcune famiglie guarani, quando fanno dei sogni non proprio belli, per loro è normale dire questa notte ho fatto un sogno non bello, quindi non andrò oggi a fare quel determinato lavoro che avrei dovuto fare. Então isso é uma diferença muito grande para
Às vezes a gente recebe o sinal para nós, para a gente se proteger. Quindi questa è una differenza molto grande, per loro è molto importante quando ricevono un segnale, questo segnale in questo caso arriva da un sogno, ascoltare il segnale e non fare quello che era stato programmato, modificare il programma. Uma vez aconteceu real mesmo, um Guarani tinha marcado uns exames de tal dia, e chegou o momento desse dia ele não conseguiu ir porque ele teve sonho muito ruim. Cioè, racconta il fatto di una persona, di un Guarani che doveva sostenere un esame, aveva una data ben precisa già fissata per questo esame, ma quel giorno non andò all'esame perché la notte fece un sogno molto brutto. E uma pessoa que veio para levar ele para fazer o exame e chegou e perguntou para esse Guarani: você vai agora, né? Tal horário. E ele falou assim: hoje eu não vou. Quindi una persona che arrivò in Aldeia per prendere quest'altro che doveva sostenere l'esame e accompagnarlo all'esame, gli disse: guarda, è il momento di andare, e lui rispose: no, non verrò. Ele falou para esse rapaz e falou assim: hoje eu fiz muito sonho ruim e hoje não posso ir, não vou sair. Ho fatto un sogno molto brutto e quindi non posso andare a sostenere questo esame, non uscirò dall'Aldeia. E esse rapaz que ia levar ficou um pouquinho bravo porque não era Guarani, era um tempo deles também. E quest'altra persona che era andata a prendere il ragazzo che doveva sostenere l'esame si arrabbiò un po' perché per lui, che non era Guarani, insomma, significava aver fatto un viaggio e aver perso un tempo, del tempo. E ele não foi, esse rapaz, para não ir sozinho de volta, ele teve que levar outra pessoa para fazer o exame. E no meio do caminho aconteceu uma coisa bem ruim. E questa persona, questo accompagnatore, per non tornare indietro da solo e quindi per non fare un viaggio a vuoto, prese un'altra persona per portarla a questo esame, e durante il viaggio successe una cosa brutta. E o carro desse agente de saúde, né, virou. La macchina di questo autista ebbe un incidente, si capovolse. E si machucaram um pouco. E si fecero male un po'. E esse rapaz que estava marcado os exames, se fosse ele, eu acho que aconteceria muito mais grave. E lui dice che se al posto di quest'altro, che era andato al posto suo, probabilmente sarebbe accaduto che nell'incidente non si sarebbe fatto solo un po' di male, ma magari qualcosa di ben più grave. Forse qualcosa di ben più grave. Por isso que nós Guarani a gente acredita muito no sonho. È per questi fatti che le persone Guarani credono molto nei sogni. Acho que já foi demais então.